Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del mercato Batman napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a reagire alla partita tra Napoli e Karabag, finita per 2-0 per il Napoli. Quando assegno, McTominay fa un bellissimo gol, ma bellissimo, che diciamo la va a sbloccare, era il 65esimo, e poi si fa l'autogol il giocatore del Karabag, al 72esimo, circa 70, 71esimo, 72esimo, perché fa una mezza rovesciata, una comballata, McTominay, però la colpisce di poco il giocatore del Karabag. Poi devo vedere se verrà annullato, cioè verrà assegnato il gol a McTominay oppure l'autogol. Al momento che sto registrando il video è il 93esimo più o meno. Intanto il Chelsea-Barcellona finisce per 3-0 Chelsea, una cosa un po' scandalosa. Ecco, appena finita la partita. L'ho iniziata a registrare al 94esimo perché ora non mi mente, però vabbè. Diciamo i primi 10-15 minuti, 10-15 minuti il Napoli diciamo, non attaccava. Ora in questi primi minuti ha attaccato poco e niente, avrà fatto un'occasione messa in croce rispetto a un Karabag che fin da subito si è visto che poteva provare a fermare questo Napoli, che poi tra l'altro McTominay quanti gol lo fa al momento? Quanti gol ha fatto? 4? O 4-5, di cui forse 4 in Champions e 1-2 in campionato, adesso non mi ricordo sinceramente, però mi ricordo che ha fatto due gol a parte questi qua nella partita di una partita di Champions, se non sbaglio era contro lo Sporting Lisbona, ecco, contro lo Sporting Lisbona ha segnato una doppietta. Scusate qua giù, piccolo cambio di spostazione, mi sono spostato dove diciamo avevo il modem, perché non mi andava più con nessuno, infatti si era stoppato il video, però vabbè. Ora adesso se la luce lo permette, che ci mette sempre 3 ore ad accendersi, si accenda, speriamo, cioè, intanto qui ho appena trovato un mazzo di carta napoletana, non lo so perché, però vabbè, stavo dicendo che che McTominay ha segnato gli ultimi due suoi gol in Champions, due gol in Champions contro lo Sporting, e questo qua, questi tra virgolette, questi altri due li ha segnati oggi, da tipo un paio di settimane, perché mo questa è la quinta e quella con lo Sporting era la terza, più o meno, se mi ricordo bene. Poi diciamo, vabbè, poi dal 15esimo, 16esimo minuto in poi il Napoli inizia ad attaccare, ma attaccare, con Eres Langoliund. Ehm, Tra l'altro un giocatore del Karabag si è ucciso la testa, è svenuto in campo. Ehm, è svenuto perché quando fece un tiro, se non sbaglio, inizio secondo tempo, McTominay, che tra l'altro poi Holland al 54esimo sbaglia anche il calcio di rigore. Tra l'altro il portiere, piccola premessa, poi ritorniamo a fatta di Medina. Il portiere del Karabag, mamma mia, è fortissimo, aiuto, mamma mia. Ok, meno male, si è accesa la luce. Vabbè, stavo dicendo, Medina si è ucciso per un tiro di McTominay, è venuto in campo. Si sono stoppati, diciamo, si è fermato il gioco per 3-4 minuti, forse anche, sì, 4 minuti, poi si è riaccasciato, tra virgolette, a terra, si è appoggiato a terra in ginocchio, facendo segno così, così, per dire, sto male, e poi è stato cambiato perché al momento non volevo uscire, infatti poi
Dopo che l'hanno portato gli infermieri la prima volta, ha detto ci riesco, però poi è dovuto riuscire per questo motivo qua. Diciamo è intervenuto l'arbitro, e diciamo una gran partita di questi quattro giocatori qua, molto buona, molto mi hanno sorpreso. Io speravo che segnava Orion, come ho qua dietro, non so se riuscite a vedere. E poi facendo una scommessa con un compagno mi ha detto se segna Orion o uno tra Orion e McTominay mi dovevi dare 3 euro, se segnavano tutte insieme me ne dovevi dare 6 euro, ho guadagnato 3 euro per tutto il blocco. E vabbè. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!